Buongiorno telespettatori, ben ritrovati con questa nuova puntata di Linea Diretta. Il tema al centro di questa puntata è la non autosufficienza. È un dato di fatto che la popolazione sta invecchiando, la popolazione italiana in generale, ma un po' tutti. Perché? Perché viviamo più a lungo. Sono circa 135.000 le persone, gli anziani non autosufficienti in Veneto e circa 35.000 i disabili. Vogliamo cercare di capire in questo spazio, e adesso vi presenterò i miei ospiti, come la Regione Veneto sta affrontando il tema della non autosufficienza anche alla luce di questo nuovo piano sociosanitario, la rivoluzione della sanità che sta interessando tutti noi. Lo faremo qui in studio in compagnia di Ludovico Ferro. Buongiorno Ludovico. Buongiorno. È un sociologo. Adolfo Berti, segretario della FNP CISL del Veneto. Buongiorno Adolfo. Buongiorno agli spettatori. E poi siamo con Tino Bedin, presidente Casa di Riposo Alta Vita Ira. Siamo a Padova, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Allora, eccoci qui, abbiamo molte cose da raccontare.